Buona domenica dell'Ascensione, amiche e amici. Siamo ormai giunti quasi alla conclusione del tempo pasquale. La liturgia dell'Ascensione ci fa ascoltare la conclusione invece del Vangelo di Matteo. E sono gli ultimi versetti che troviamo proprio alla fine del capitolo ultimo del Vangelo di Matteo. Matteo 28, 16, 20. Contesto che ha una grande solennità. Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli alla fine di tutto il suo tragitto terreno, dà appuntamento su un luogo che ha anche un valore simbolico pesante, no? Il monte. Sul monte che Gesù aveva loro indicato, gli 11 discepoli andarono in Galilea. Il monte dà anche un senso di sacralità. Gesù sembra intenzionato appunto a pronunciare parole che hanno una notevole pesantezza e consistenza, cioè è un vero e proprio mandato, anzi Gesù sta per trasformare questi discepoli in apostoli. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Insomma, in questo contesto di grande solennità, di grande definitività, di grande pesantezza, di grande sacralità, c'è un dettaglio però. Quando lo videro si prostrarono, ok, punto, essi però dubitarono, punto. Anche nel momento finale, definitivo, più solenne, l'ultimo incontro con il Cristo risorto e glorioso che sta per ascendere al Padre, anche in quel momento lì si mostra la fede povera, piccola, fragile dei discepoli, dei suoi discepoli, dei discepoli della prima ora, ecco, quelli che hanno creato la storia delle comunità cristiane, la storia della Chiesa, da cui tutto è partito. Cosa vuol dire questo? Ma può voler dire tante cose, possiamo mettere in moto tutta una serie di riflessioni. A me verrebbe da dire anche questo, no? Che forse non si tratta di demonizzare il dubbio. Il dubbio fa parte dell'essere umano e Gesù, tra l'altro, non ha mai voluto essere una presenza e un maestro schiacciante, che ti mette di fronte a delle evidenze schiaccianti. No, la fede fa parte di un processo di amore, no? Che si crea. Tra l'altro, appunto, mentre per l'ennesima volta si manifesta questo dubbio dei discepoli, no? Essi però dubitarono, la conseguenza qual è? Gesù si arrabbia, Gesù vede tutto questo come l'ennesima sconfitta personale? No, Gesù si avvicinò. Gesù ancora una volta si avvicina lui a loro, come aveva fatto all'inizio. Ancora una volta Gesù parla con loro, consegna le sue parole. E le sue parole sono ancora una volta una promessa. Io ci sarò sempre con voi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non vorrei, proporre un elogio del dubbio, però forse una certa valutazione anche positiva del dubbio, possiamo permetterci il lusso di farla? Se addirittura il Vangelo di Matteo, che è il più solenne dei Vangeli, nella scena più solenne di questo Vangelo, ci mostra dei discepoli che comunque dubitano, e Gesù accoglie questo fatto, questa dinamica, cosa possiamo dire? Che forse il problema più grande nella nostra vita non sono i nostri dubbi, che forse è peggio quando non abbiamo nessun dubbio, quando la nostra fede non convive anche
con il dubbio, con le incertezze, con la sensazione di non essere noi anche i proprietari di una verità indiscutibile, incontrovertibile, che ne so. Non è che forse il problema è nell'esatto contrario del dubbio, no? Quando noi abbiamo la sensazione di essere i padroni della verità e di non avere nessuna necessità di fare silenzio, di rimetterci in ascolto, di rimetterci anche in un atteggiamento di conversione, di rimetterci in un atteggiamento di cammino, di sequela, di discepolato, no? Saremo sempre discepoli e avremo anche sempre bisogno di dialogare, di ascoltare, di capire anche le ragioni dell'altro, di comprendere anche le ragioni di chi non è arrivato alla fede e non sente di avere ricevuto in dono una fede. Possiamo dialogare, possiamo mantenere questo atteggiamento di apertura, di fraternità e far sì che tutto questo diventi anche un cammino condiviso? Certo, il dubbio non deve diventare la scusa per non fare mai delle scelte precise, in nome comunque di una verità che c'è, perché una verità c'è. Per esempio, l'amore non può non essere una verità nella nostra vita. Le parole di Gesù, i suoi gesti, i suoi sentimenti, il suo stile di vita e la sua umanità è una verità, no? Eppure abbiamo sempre bisogno di ricomprendere tutto questo, di rientrare in uno stato anche di silenzio, anche di contemplazione, anche di meditazione, anche di ricerca, anche di preghiera, anche di invocazione. Forse la nostra fragilità e la fragilità della nostra fede non è necessariamente un problema, non ci impedisce di incontrare colui che è la roccia su cui fondare la nostra vita e fare in modo che le nostre case siano, che le nostre vite, scusate, siano come casa costruita sulla roccia, ma non sono io la roccia, non sarò mai io la roccia. Sarò sempre in ricerca della roccia, in ascolto di colui che è roccia, in cammino seguendo i passi di colui che è la roccia della mia vita. Buon cammino allora.